Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Anche oggi puntuale 30 minuti con Bruno Zanette è qui con voi. Vi ricordo immediatamente che questa trasmissione è possibile grazie ad Alberto di Ca' del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. E pensate che io oggi ospite qui con me. Dopo tanta insistenza, Alberto è qui con me. Ciao Alberto. Ciao Bruno. Guarda, è un grande piacere per me averti qui con me. Grazie Bruno. Grazie Bruno. Ti dirò che l'ho pensato molte volte questo momento. È difficile, so che è difficile spostarti dal tuo posto di lavoro perché non sei un grande professionista, un appassionato del tuo lavoro, e chi è appassionato del proprio lavoro non si distoglie dal suo ambiente. Ma su questo hai ragione, ma anche perché in qualche maniera cerchiamo sempre di essere presenti e dare il nostro contributo anche proprio con la nostra presenza ai nostri ospiti che vogliono frequentarci e essere lì sempre presente per loro. Però Bruno, mi pareva giusto anche dopo, va bene la tua insistenza, ma era anche giusto dare un saluto a tutti i radiotelespettatori che seguono questa trasmissione, ti seguono e quindi fanno in modo che anche noi insomma siamo portati per darci una mano in questo progetto. Insomma. Quindi grazie Bruno, grazie a tutti i radiotelespettatori e grazie di avermi invitato a questa trasmissione. Io ho ospitato parecchie personalità anche qui in questo programma 30 minuti con Bruno Zanette, con il sostegno di Ca' del Poggio. Io devo ringraziare te perché hai dato la possibilità alla radio di crescere, hai dato l'opportunità di realizzare la piattaforma che abbiamo realizzato, che è la piattaforma realizzata da Ceskin, dove si va anche in video, e Veneto Globe è stata il passettino in più che ci ha permesso di ragionare come dei professionisti. Infatti io, per carità, lo sai che quello che faccio lo faccio con grande passione, ma qui abbiamo un gruppo di professionisti che sta lavorando per che cosa? Con un obiettivo, che lo dico sempre ogni volta che vado in trasmissione, che è quello di portare le eccellenze e le peculiarità del territorio in giro per l'Italia, per il Veneto, per l'Italia e per il mondo, perché in streaming andiamo in tutto il mondo. Allora, io ho preso sempre ad esempio la vostra azienda, dico vostra azienda perché siete una grande famiglia, tuo padre, tua madre, tuo fratello Marco, tua cognata, te, tua moglie, cioè siete una famiglia che sostiene quel grande impegno che è la gestione del resort, del ristorante, il resort che è l'ultima creazione, 2 anni già però. 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Ecco, parlaci un po' della tua azienda. Beh, parto da questo presupposto che è proprio qui Bruno che volevo arrivare, nel senso che il Ca' del Poggio non è Alberto, ma è un gruppo di lavoro formato dalla nostra famiglia e sicuramente da tutti i nostri collaboratori. Siamo un bel gruppo che, unito proprio ai nostri ospiti, alle nostre persone che ci frequentano, abbiamo creato un bel progetto. Come il progetto che state realizzando voi, che siamo lieti di aver sostenuto, perché oggi arrivo qui per la prima volta, ma vedo uno studio, una realtà che sta crescendo in fermento, vedo tanti bravi collaboratori, tutta gente disponibile, insomma, viene voglia di dare una mano a questi progetti e spero che allo stesso livello insomma, venga voglia di dare una mano anche a noi. Ecco, Ca' del Poggio, come l'hai detto tu, nasce 21 anni fa, nasce in questa realtà a San Pietro di Feletto, alle porte di Conegliano, un piccolo cucuzzolo di una collina, qui nasce il Ca' del Poggio, il Poggio come indicato come proprio la sommità della collina, e da qui diamo inizio a questo progetto che viene sposato un po' da tutti voi, ci seguite, ci volete bene, non ci volete bene, mi pare che la risposta sia molto alta, ma ci date modo di continuare in questo progetto che ha visto, come hai nominato tu prima, l'apertura 2 anni e mezzo fa della parte hotel, quindi del resort, che ha completato la nostra offerta e che è un po' il figlio del nostro progetto, nel senso che è nato l'hotel che oggi sta dando molta soddisfazione, sta crescendo in maniera esponenziale ed è diventato una bella realtà sul territorio, integrandosi sulla rete di servizi che c'era già oggi, quindi oggi Conegliano e dintorni, la marca trevigiana, le colline del Prosecco, candidate a patrimonio dell'UNESCO, mettici tutto quello che vuoi, sono diventati una bellissima realtà.
cosa che in giro per il mondo, come dicevi tu, comincia a essere apprezzata grazie anche al Prosecco, e se riusciremo a diventare patrimonio dell'UNESCO grazie anche al fatto che identificheranno l'area del Prosecco nelle colline nostre, nelle colline di Conegliano. A me Alberto è piaciuto moltissimo lo slogan, dove il Prosecco incontra il mare. Da dove scaturisce questa idea? Ti dico una cosa, questo progetto, questo slogan che nasce proprio, posso dirti, appena nati, quindi appena nato a Ca del Poggio, univa all'inizio quelli che erano un po' la nostra cucina marinara, che era, cioè i miei genitori hanno avuto per moltissimi anni l'attività al mare a Bibione, da qui con i tre casoni famosi, uno storico, forse un pezzo di storia di molti di noi, anche di molti di noi. Ecco, e lì era il mare, quindi il Prosecco e il mare era per unire queste due cose all'inizio, quindi da qui dove il Prosecco incontra il mare, era un'unione di queste due entità che facevano parte della nostra famiglia. Però oggi più che mai è diventato attuale, è diventato un progetto attualissimo, nel senso che il Prosecco oggi grazie all'apertura delle zone fino al mare, fino a Venezia, fino a Trieste, fino a qua, è diventata una realtà dove il Prosecco incontra il mare, quindi identifica un po' tutto il territorio del Prosecco. E io spero che nessuno te lo copi, perché è una tua creazione, fa parte della tua azienda, sì, fa parte di noi, tutti lo identificano con Ca del Poggio, e questa è una bellissima cosa, perché quando tu dici dove il Prosecco incontra il mare identifichi Ca del Poggio, ma allo stesso livello io penso che sia una buona promozione anche per tutto il territorio. Perché... Vedi, fare promozione, anch'io faccio promozione per te, ma fare promozione per un'azienda che in un periodo di crisi totale è riuscita a realizzare una struttura d'accoglienza per il turismo sul nostro territorio così eccellente, e la fai col cuore, la fai con passione, la fai con l'anima, capisci? Usiamo parole dette da tutti, ma oggi si fa promozione attraverso l'utilizzo del nostro territorio. Il nostro patrimonio sono quelli, noi abbiamo un patrimonio che è il territorio ed è il Prosecco. Più che mai dobbiamo spingere su queste due cose. Siamo un territorio evocato da molti da sempre per l'industria, per queste cose qua. Oggi abbiamo delle risorse in più e dobbiamo puntare anche su quelle cose lì. Quindi facendo anche, chiamiamolo come dicono i guru, un marketing indiretto, cioè nel senso di dare il modo a chiunque, insomma, attraverso in maniera indiretta promuovendo il territorio, di promuovere anche le proprie attività, perché chi trova il territorio, trova il Prosecco e trova le colline e così, avrà modo di visitare le nostre strutture. Noi siamo una realtà, la terra del Prosecco piccola, se la guardiamo su scala mondiale, però abbiamo delle ricchezze e delle eccellenze che nessuno ha. Certo, e difatti quando io parlo di Ca del Poggio, in quel di San Pietro di Felletto, che è parte di Conegliano, io dico Ca del Poggio che è conegliano, e allora non me ne voglia il sindaco di San Pietro di Felletto, però quando glielo dico, quando gliene parlo, e ho occasione di parlarne spesso con lui della tua attività, e lui è orgoglioso di averti sul suo territorio, però io dico è anche il nostro territorio, perché fa parte proprio delle eccellenze del territorio in senso lato. Siamo d'accordo su questa visione, ed è quello che tutti quanti cerchiamo di spingere in questa direzione. Insomma, il sindaco di San Pietro di Felletto, che ricordo è Loris D'Alto, oltre ad essere una persona capace, è sicuramente lungimirante su queste cose qua, e più che mai, insomma, vede che nel promuovere il territorio, infatti fa mille attività anche loro. Abbiamo delle eccellenze all'interno del nostro territorio, come a Conegliano, come dappertutto, insomma, che ci rendono unici. Ecco, vedete, io parlo volentieri della struttura di Ca del Poggio, di Alberto, perché sì, con noi è sempre stato molto generoso e ci sostiene, continua a sostenerci. Però non siamo solo noi, lui interviene, voi intervenite Alberto in parecchie iniziative sociali e anche di sostegno alle criticità delle famiglie. E questo vi fa onore, perché in un momento di difficoltà come questo avere delle aziende che hanno anche il sentore non soltanto di quello che va bene ma anche di quello che va male, e riescono ad avere la sensibilità, fa onore, insomma, fa onore a voi. No, sì, mi metto, adesso non mi prendo tutti questi meriti, Bruno, perché nel senso che tante volte ci sono molte persone che fanno del bene, fanno molto per gli altri, e noi gli diamo un piccolo aiuto. Infatti quando tu parli di generosità, io penso che sia
una collaborazione per far sì che qualcosa possa ancora esistere, perché tante volte se non ci sono le risorse, oppure se non c'è la persona che ci mette il tempo, o c'è la persona che si impegna in un determinato obiettivo e progetto, non si conclude qualcosa che fa del bene. Quindi ognuno ci mette la sua parte, collaboriamo insieme per qualcosa di bello e se possiamo aiutare qualcuno riceviamo tanto, in minima parte torniamo qualcosa. Beh, naturalmente non è soltanto il sostegno a quelle che sono le necessità del territorio, ma è anche, sono anche altre le iniziative che tu porti avanti e io sinceramente mi chiedo certe volte come fai a sostenere tutto quell'impegno, perché c'è fatica, ci sono poche ore di riposo e tante ore di lavoro. Tanta passione, tanta dedizione, ma tanta volontà e credere in qualcosa. Noi crediamo in tutto quello che facciamo e quindi avanti tutta. Io a questo punto avevo un po' di interruzioni perché parlavo di Alberto di Cadelpoggio, ma è inutile, adesso sei qui e dire dove il prosecco incontra il mare è naturale. Questo è naturale, è il nostro slogan, come l'hai detto tu, e noi facciamo quelle due parole sulla nostra cucina, già che ci siamo, noi cucina di mare. Io volevo parlare un po' del Giro d'Italia. Come no, tocchiamo l'argomento. Poi andiamo in cucina, andiamo a trovare tuo fratello Marco. Ti racconto qualcosina. Allora, il Giro d'Italia è stata per noi una grande occasione per tutto il nostro territorio naturalmente. Noi siamo stati più volte baciati dal fatto del passaggio del Giro d'Italia, il quale ci ha dato tantissime soddisfazioni, abbiamo cercato di fare onore ogni volta a questa cosa, ricevendo moltissimo, però ci ha dato tantissima visibilità, quindi sicuramente la nostra strada, che è una strada piccola, che è via dei Pascoli, erta, piena di difficoltà, con tutto quello che ci vogliamo mettere dentro, in questo momento è una delle salite più importanti e più famose che abbiamo in Italia. Questo muro di Cadelpoggio oggi è diventato una realtà sportiva, esatto, è diventato una realtà sportiva nazionale e internazionale, perché vi posso garantire che come moltissimi ciclisti vengono a fare i percorsi della strada del Vino Bianco, vengono tantissimi per fare proprio il muro. La domenica, il sabato, il venerdì d'estate dovete vedere che spettacolo che c'è su quella salita. Sembra di essere sempre un palcoscenico naturale dove poter vedere tutti questi ciclisti che si sfidano, si affrontano su questa salita. È bellissimo, veramente ti riempi il cuore, ecco da dove nasce l'entusiasmo per fare qualcosa di nuovo. Ecco dove il prosecco incontra il mare, ma anche da dove si vede un panorama straordinario, magnifico. Proprio hai parlato della salita del Poggio. Oggi è diventata veramente bella e soprattutto chi da lassù si gode questo panorama che ha un 180 gradi sulla terra del Prosecco, dal DOC al DOCG si spazia un po' dappertutto. Diciamo che non abbiamo neanche un capannone sotto, siamo solamente, davanti abbiamo un giardino di Prosecco. Un giardino di Prosecco, infatti, dove il Prosecco incontra il mare, un giardino di Prosecco. Ci sta, no? Ci sta. C'è un personaggio che tu hai avuto molti ospiti importanti nel tuo resort, nel tuo ristorante, certo. Ma c'è uno che mi è rimasto, che in questo momento è in parecchie trasmissioni anche nazionali, che è il poeta della montagna, lo chiamiamo. Il nostro Mauro Corona. Personaggio eclettico, personaggio difficile, personaggio che quando prende la parola ti catalizza. È un grande comunicatore, una persona che veramente con noi abbiamo avuto il piacere di fare anche una serata di una presentazione di un suo libro. Era la prima, se non vado male, era forse una delle prime, un'anteprima del suo libro che usciva a livello nazionale. È stato un successo importante. Sì, non riuscivo a trovare posto. Sì, no, però è anche stata proprio lui quanto mi ha impegnato, certo. Perché come lo vediamo, nel senso, è una persona molto, non esce dagli schemi su tutto, è incontrollabile, però deve avere un cuore enorme perché ci ha dato tantissimo, è stata una bellissima serata, certo. Però credimi che quando l'ho visto arrivare nei primi 2 minuti mi ha messo, e forse l'ansia è stato forse una delle persone che ci ha impegnato di più da quel lato lì. Poi per fortuna ha fatto benissimo, sono contentissimo, però quando l'ho visto entrare aveva un grande moderatore, non so se ti ricordi quella sera c'era Bruno Pizzo, c'era Bruno Pizzo, aveva 3-4 relatori in fianco, tra cui ricordiamo Sasha Modolo per il ciclismo, c'era Silvio Fauner per lo sci di fondo e c'era anche Gabriele Gava, il nostro di Conegliano, arbitro internazionale, arbitro di Serie A, che saluto perché Gabriele è sempre un amico. Ecco, tutte persone insomma, che quella sera hanno fatto sì che insomma, diventasse anche quello un momento indimenticabile, ma su quella scia ne facciamo molti, perché adesso quest'anno abbiamo fatto Fabio Tavelli, commentatore Sky, che ha fatto una vita di Cassius Clay, è stata una bellissima serata, e la rifaremo quest'anno parlando della storia di
Marco Pantani. Ecco, in occasione della storia di Marco Pantani magari possiamo realizzare anche uno storico, no? Cosa dici? Beh, oddio, noi sarebbe molto bellissimo questa cosa qua. Adesso ti dico, queste cose le gestiscono loro, sono loro un po' gli attori della serata. Quindi adesso la data è da definire, però a breve sapremo che questo lo annunceremo in un'occasione particolare e vedremo di far sì che insomma, questo cammino, questa nuova annata con il Giro d'Italia sia insomma, vicino anche a Ca' del Poggio in qualche maniera. La cucina di Marco, perché Marco indubbiamente tu sei la macchina. Non togliamo i meriti, Marco è il cuoco e l'anima un po' della nostra cucina, Marco è mio fratello naturalmente ed è quello che da sempre mi sostiene quando io faccio tutte queste cose, lui tra virgolette all'inizio subisce, nel senso che quando arrivo gli dico c'è da fare questo, lui mi dice subito adesso bisogna farle, sì. E lì parte lui perché lui è quello che realizza un po' quelle che le idee matte di suo fratello che sarei io, insomma. Quindi tante volte lui mi appoggia su tutto e mi risolve tutti i problemi. È un grandissimo professionista, è riuscito a creare una cucina tradizionale con qualche innovazione cercando di sposare un po' tutti i gusti. Non abbiamo mai voluto scegliere una clientela, una tipicità di clientela, ma cercare di stare un po' con tutti perché noi crediamo che oggigiorno un ristorante deve essere, è un'azienda di servizi, deve stare un po' con tutto e tutti. Questa è stata la chiave di svolta della tua azienda, perché tu hai saputo coniugare sia l'alta società che l'azienda. Non parliamo di tipologia di clientela che da te vengono tutti. Però hai saputo mettere insieme le necessità in un momento di crisi delle aziende per portare gli ospiti in un posto che fosse accogliente. Allora, sì, diciamo che questo viene abbastanza naturale se ci pensiamo, adesso non penso di aver scoperto l'acqua calda, però se noi analizziamo un po' quella che è la società nostra, chiamiamola come lo chiamano in tanti il nord-est, okay? Molte delle aziende sono imprese di famiglia. Quindi quando tu sposi la famiglia sposi l'impresa, quindi in qualche maniera abbiamo cercato di creare un connubio tra queste due cose. Ma come ci tengo a dire, noi siamo aperti a tutti, abbiamo una fascia di clientela che è proprio trasversale, va dentro un po' con tutti. E non abbiamo mai voluto trascurare nessun settore, nessuna cosa, perché pensiamo che un po' di tutto faccia bene alla clientela, li fa sentire a casa, mettiamola così. Quindi sia in un ambito che nell'altro. Abbiamo tanti bravi professionisti che lavorano con noi e tante persone che parlano bene di noi, questo è importante. Poi, senti una cosa. Forse siamo sugli ultimi 5-10 minuti, però li vorrei dedicare anche alla tua famiglia, cioè nel senso tuo padre e tua madre. E io quando vengo a trovarti vedo sempre tutti e due in attività. Sono sempre presenti, pronti, come fossero dei ragazzini che iniziano con entusiasmo a lavorare ogni mattina. Beh, questa è la verità, è un po' quello il nostro esempio, quello da sempre che seguiamo ed è stata quello che ci ha fatto muovere fin da quando eravamo bambini. Oggi ancora sono sul pezzo, non lasciano. Con grande piacere io ogni mattina li trovo lì, sono sempre al mio fianco. In ogni decisione importante c'è la parola di sostegno oppure di criticità che ti fa riflettere. Sono dei freni. Tuo padre deve essere tosto, tua madre è un po' forse più... Sono tosti tutti e due, però allo stesso livello ti dico nel momento della decisione importante di solito cerco di condividerla perché è importantissimo magari in questo senso qua. Non ti dico che il loro apporto, la loro presenza, insomma, ci hanno dato la possibilità di crescere. Non vi nego che quando è partito Ca' del Poggio, se non avessimo avuto il papà e la mamma avremmo avuto delle grandi difficoltà, quindi noi ci riteniamo degli eletti, potevamo anche sbagliare, mettiamola così. Quindi a tutti gli effetti il papà e la mamma fanno parte, cioè, siamo noi, quindi la famiglia è una unica, non è che noi siamo più bravi, loro sono più bravi. Lavoriamo tutti insieme e portiamo avanti insieme a voi questo progetto. Alberto, io non voglio raccontare le mie cose, però mi ricordo un periodo della mia giovinezza. Avevo anch'io un locale a Torino e non ti voglio raccontare del mio locale, ma dei sacrifici che la mia famiglia faceva. Alle 11 di sera mia figlia si addormentava sul tavolino del bar e lì finché mia moglie non aveva finito non andava a casa. I tuoi figli sono cresciuti lì con te? Sì, crescono. Tua moglie ti ha dato un sostegno? No, noi abbiamo una famiglia unita, quindi sia da parte di mio fratello che la mia, che dei miei genitori, siamo tutti là, diamo tutti una mano, tutti ci danno una grande mano.
Naturalmente i sacrifici si fanno, ma si fanno in qualsiasi attività. Adesso non entriamo nello specifico, nell'attività di ristorazione. No, io pensavo ai figli, dei bambini. Sì, ma guarda, ti dico, ognuno fa la sua parte. Nelle famiglie che non hanno un ristorante o qualcos'altro ci saranno altri sacrifici perché fanno i turni di notte, i turni di giorno. Certo. Quindi io non toccherei proprio l'argomento, nel senso che effettivamente è un lavoro impegnativo, è un lavoro che ti porta via molto tempo, però alla fine è sempre la qualità, no? Del tempo che dedichi o delle cose che fai, che, insomma, avere un esempio davanti di un papà che lavora, che non penso che sia un brutto esempio. Mettiamo che sarebbe un brutto esempio quello di vedere qualcuno che non fa una mazza oppure va in giro a creare qualcosa che non fa bene. Insomma, uno che lavora, il figlio potrà solo dire sei poco presente a casa, ma se lo sei di qualità fa fatica a dire anche quello. Certo. E difatti oggi sta succedendo al contrario, cioè non riusciamo a educare i nostri figli al sacrificio e è un male della società. Sì, è un male della società, però io dico che abbiamo della buona qualità nei giovani e sono cambiati i tempi. Perché si sono accorti che noi genitori non abbiamo insegnato abbastanza. Allora forse sì, però comunque io quello che vedo è che i ragazzi, per me c'è una buona base, preparata bene, vedo tanto spirito, dopo c'è sempre quello che, cioè non possiamo fare tutto di un'erba un fascio, c'è quello buono, quello meno buono, come dappertutto. Comunque è cambiato il mondo, dobbiamo renderci conto che in pochi anni è cambiato il mondo. È inutile che noi continuiamo a parlare di come eravamo, quello che eravamo, cosa facevamo, è cambiato il mondo. Senti, voglio tornare un pochino indietro e tornare ai personaggi che hai ospitato nel tuo... un certo Sardella che ho conosciuto, è simpaticissimo personaggio che ha certo anche... che mi vai a prendere proprio i più estremisti. Luca, no, ma poi ti lascio decidere di chi vuoi parlare. Guarda, Luca Sardella è un carissimo amico, Luca lo sento una volta al giorno perché non mi lascia stare un minuto. Ho appena sentito prima di entrare qui da te, mi parlava che aveva appena sentito Fiorello, che dobbiamo organizzare qualcosa nella terra trevigiana, bla bla bla. Devi venire anche qui con me, no? Cioè io gli dico sempre di sì, ma 100 cose che dice, ne fa una. Però ti dico la verità che a noi e a Conegliano ha dato molto. Non ricordiamoci che qualche anno fa, non mi ricordo se un paio d'anni fa, abbiamo fatto al mercato abbiamo fatto 7 puntate che sono andate sui fatti vostri, su Rai 2. Neanche quell'occasione lui è venuto gratuitamente a fare questo tipo di attività. È una persona che quando può è innamorato della marca trevigiana, ma tutti i ristoratori, tutti gli albergatori, tutto il territorio, tutti i sindaci, lui ama tutti. Se lui conosce tutte le piante, sa tutte le cose di tutto e ci riempie ogni giorno. Quando viene è una sorpresa continua. Lui arriva, vuole il pianoforte, si mette a suonare, ci regala qualche minuto. Non dimentichiamo che era un musicista. No, ma lui ha fatto anche il cantagiro, ha fatto tutte queste cose qua. Con il suo amico che oggi è ancora in televisione. Sì, e poi non dimentichiamoci che lui, insomma, quando va in giro per il mondo è conosciutissimo. Cioè, quello del cappellino azzurro, che potrei dirvi come si è inventata questa storia del cappellino azzurro, verde. Dai. Praticamente lui è andato a questo cantagiro e la prima volta che si presenta, lui è un pugliese, quindi si presenta e incrocia il Pippo Baudo. Pippo Baudo dice: tu sei anche bravo, ma ti manca della personalità, te la do io. E indossa un cappello. Il giorno dopo questo si presenta col cappello in tinta con la cravatta e lui ha detto: questa sarà la tua divisa. E da allora lui non l'ha mai più tolta. È vero, lo vedo sempre così con quel cappellino. Cappellino che può essere di qualsiasi colore, abbinato però sempre alla cravatta. Sì. E adesso raccontami tu di un personaggio che ti è rimasto nel cuore. No, guarda, il personaggio... Vabbè, indubbiamente tutti, perché non si fa torto a nessuno, però penso... Personaggi, ti dico, i personaggi famosi fa piacere a tutti averli, però allo stesso tempo sono delle persone che vengono e vanno. E soprattutto da noi abbiamo sempre cercato di accettarli e di farli sentire un po' a casa, nel senso non trattarli da ospite VIP. Nel senso vengono da noi e vivono una realtà, infatti per quello abbiamo consolidato che i rapporti e tornano, perché non si sentono delle persone diverse, perché questo tante volte. Diciamo che i veri personaggi importanti sono le persone che vengono sempre da noi e che ci danno la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione, di continuità e di servizio, perché alla fine noi diamo un servizio a loro e loro ci danno la loro frequenza, insomma. E questa per me è la cosa a cui tengo di più. Io mi preoccupo di più se non vedo una persona dopo un po' di volte che non vedere il personaggio famoso. Naturalmente il personaggio famoso e per mantenere le relazioni con loro ci vuole molto tempo e molto dispendio di energie, perché bisogna seguirli, non è semplice. Però diciamo che ci riesce bene, dai. Senti un po', tu pensavi che fosse facile fare 30 minuti con Bruno Zanetti? Spero di non annoiarvi, però insomma non passano più. Non passano più. Di solito si dice qualcosa di speciale, passa in un attimo. Oggi... No, è stato molto piacevole e soprattutto spero insomma, di non aver annoiato, nel senso che a me è fatto molto piacere
venire in questa occasione, anche perché finalmente deve stare un po' con te e far capire perché sosteniamo questo tipo di attività, mi faceva piacere. Però allo stesso tempo vi dico che noi non amiamo molto andare proprio fuori di persona, perché siamo l'idea che il nostro progetto è Ca' del Poggio e non sono Alberto, Marco, i miei genitori o quant'altro, però ogni tanto è anche giusto partecipare a questo tipo di attività, noi siamo ben lieti, eccoci qua. Allora, possiamo anche finire qua. E naturalmente con alle spalle l'immagine del ristorante Relè Ca' del Poggio con Alberto Stocco, dove il prosecco incontra il mare, e io ti ringrazio per essere venuto, ti ringrazio veramente di cuore per sostenere quest'idea e questa trasmissione, spero che tu continui a farlo. Sicuramente. E un buon risottino come piace a me. Ci aspettiamo insieme a tutti voi. Ciao. Grazie a tutti e arrivederci a sabato prossimo. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.